Allora, siamo sempre collegati col professor Baldo dell'Università di Padova, professore epidemiologo. Avete fatto una ricerca molto interessante. Parlavamo le persone che sono state sottoposte a questo test, che hanno partecipato a questa ricerca. Se non erro, dovrebbero circa 4.678 persone, se non sommariamente, però la ricerca è ancora in atto, mi diceva. Che cosa ne è emerso? Innanzitutto che range di età avevano e erano anche pauci sintomatici oppure no? E in che età è stata trovata la prevalenza dell'incidenza del virus? Allora, mediamente abbiamo i numeri detti perfettamente, sono un po' più ridotti quelli che stiamo analizzando, perché ovviamente analizziamo soltanto quelli residenti nella regione Veneto, dove noi possiamo avere i dati più completi. Mediamente il campione aveva circa l'età media di 47 anni, e il più giovane è stato un bambino di 1 anno, il più esperto, dico io, aveva 104 anni. Di conseguenza abbiamo quindi ricercato, come diciamo prima, col tampone di terza generazione, abbiamo trovato lo 0,3% di positivi, quindi come età media un po' più di 43 anni, se non ricordo male, quindi un'età media intermedia, diciamo così. Un po' variabile a seconda della provincia, ma qua il dato non potrebbe, non è che faccia testo, esatto, rispecchiare quello che è la realtà, perché dipende molto dal campione che noi siamo. Sì, e poi legato al momento, insomma, contingentemente che è stato fatto. Esatto, quindi non si può definire che ci sia la circolazione a livello delle varie province sia stata quella, anche perché nei 15 giorni sono stati momenti diversi nelle varie province. Certo. L'altro aspetto è che i soggetti sono venuti asintomatici, e qualcuno magari aveva un po' di mal di gola, cioè alla fine qualcosina, qualche sintomo ce l'hanno indicato, però erano sintomi molto, molto lievi e molto minori, quindi pauci sintomatici. E dopodiché è stato interessante anche suddividerli secondo quello che erano diciamo i gruppi, no? Perché alla fine dei 4.700 analizzati abbiamo in qualche modo avuto un gruppo di circa 1.700 persone che erano o i clienti o i familiari, come diciamo prima, dei vari gruppi analizzati, e questi hanno avuto la prevalenza più elevata, che siamo nell'ordine dello 0,6%. Dopodiché i commessi della grande distribuzione, quindi chi lavora, i collaboratori della grande distribuzione, circa 1 migliaio, abbiamo avuto una prevalenza più bassa dello 0,2, mentre prevalenze molto, molto ridotte per quanto riguarda i dipendenti della Croce Rossa, oppure dipendenti comunali, oppure quelli della Guardia di Finanza, dove abbiamo avuto delle prevalenze molto, molto basse, 0,1-0,2%. Quindi questo complessivamente, andando a analizzare i vari gruppi che noi abbiamo in qualche modo considerato. Ecco, si ricorda che a proposito sempre di prevenzione, un tempo addietro, però molti si erano agganciati anche a questo, si diceva ma chi ha un gruppo sanguigno di un certo tipo anziché di un altro riesce a tutelarsi meglio. Adesso dicono chi fa certe cure farmacologiche di tipo ormonale, post-oncologica, può essere che si tuteli dal virus. Insomma, avete analizzato e scandagliato fino a capire anche se l'incidenza va a coincidere con certe situazioni fisiologiche dell'individuo oppure no? Questo è difficile da dire, perché sono tante cose, essendo qualcosa di nuovo, che vengono fuori a spot, ma devono essere confermate da quelli che sono studi scientifici fatti ad arte, quindi è molto difficile definire se esistano dei profili di maggiore o di minor rischio sotto questi aspetti, e francamente bisognerebbe analizzarli nel dettaglio. Noi abbiamo raccolto alcune informazioni dal punto di vista epidemiologico utilizzando una scheda che ci hanno compilato, e siamo in corso di elaborazione dei risultati, ma più che valutare se esistono determinati diciamo setting di maggiore o minor rischio, stiamo un attimo valutando quelli che sono i comportamenti delle persone in relazione a quello che è la possibilità di uscire o meno. E ricordo che eravamo in area arancione, quindi per tutto il periodo, e quindi questo è un altro aspetto da tenere in considerazione, perché se noi valutiamo questo bassa prevalenza, bisogna anche dire che siamo in una regione dove abbiamo un contact tracing che funziona molto bene, quindi i vari dipartimenti hanno fatto un lavoro veramente egregio nell'andare a tracciare quelli che sono i soggetti contatti di positivi, e quindi di conseguenza in quel periodo probabilmente erano pochi soggetti
positivi o contatti di positivi che non erano stati contattati dai dipartimenti di prevenzione, quindi di conseguenza abbiamo trovato anche una bassa prevalenza, quindi questo potrebbe essere una spiegazione di tutto questo, oltre a un momento storico che, come vedete, le curve andavano in direzione di riduzione molto molto importante in gennaio. Se noi guardate sempre quelli che sono i dati che vengono a essere pubblicati, dopo l'ascesa da gennaio abbiamo incominciato a scendere in maniera molto molto rapida, e anche questi sono fatti che dobbiamo andare in qualche modo ad analizzare, perché diceva all'inizio lei le varianti, le non varianti, probabilmente una variante da noi era già circolata in precedenza, visto in considerazione che l'istituto zooprofilattico l'aveva già isolata, quindi sono cose che bisogna mettere insieme per andare a capire quello che sta accadendo, quello che è successo. Il dato di fatto è che c'è veramente una riduzione del numero, della percentuale dei tamponi positivi che ogni giorno noi andiamo a testare. Cioè, se noi prendiamo in considerazione il fatto che abbiamo l'1,8% di positività dei soggetti che presentano sintomi e sono soggetti contatti di positivi rispetto a una media nazionale che è molto più elevata, questo è un aspetto che fa pure riflettere, cioè nel senso, vuol dire che non siamo un'isola felice o lo siamo? Questo non lo so. La cosa certa è che il virus c'è, perché quel 3 per 1000, certo, 2 per c'è, che circola, e come dicevamo prima, molto spesso se entra all'interno di una famiglia dove normalmente e ovviamente si perdono quelli che sono, si toglie la mascherina, cioè ovviamente in famiglia si fa così, se entra un positivo ovviamente lì abbiamo i piccoli cluster, abbiamo i piccoli gruppi che si andranno ad infettare, quindi, e sono quelli che in questo momento noi sicuramente vediamo. Ecco, alla luce appunto delle varianti, come accennava lei, e dell'attività di prevenzione che voi svolgete, di studi per attuare anche comportamenti che prevengano, una variante inglese che si propaga più facilmente, adesso ancora non si è capito se sia effettivamente più pericolosa o meno, perché vabbè, bisognerebbe capire voci autorevoli e certificabili. Comunque, a prescindere, sfuggirebbe a questi controlli o alle normali logiche che finora sono state adottate nelle prevenzione, nei comportamenti preventivi? No, i comportamenti, quelli ci aiutano contro tutte le varianti, perché alla fine se io utilizzo il distanziamento, utilizzo la mia mascherina, utilizzo quello che rigenera delle mani, sicuramente anche qualsiasi tipo di virus, qualsiasi tipo in questo caso di variante, non ha guerra nei confronti di queste tecniche, diciamo così, che noi igienisti, poche parole, cerchiamo di insegnare da molto molto tempo. Perfetto, quindi questo è il presupposto, benissimo. Ma se gli spostamenti, voglio arrivare agli spostamenti, perché io penso che anche una regione commissioni certe ricerche, al di là proprio per avere dei dati così, ma anche per capire poi che provvedimenti adottare, e anche voi come università per capire se certe attività di prevenzione sono state valide o meno. Cioè il fatto, ad esempio, lei diceva prima zona arancione, vuol dire che non mi posso spostare da un comune all'altro, delle limitazioni pazzesche, rossa peggio che niente. Allora ha senso ancora mantenere queste zone, parlare di zona gialla, non posso andare in una regione analoga, ma se io adotto queste cautele di base che sarebbero fondamentali, super mascherina, anche un FP2, distanziamento e gel, perché impedire cioè le persone non riescono proprio a capire nello specifico perché queste limitazioni. Dopo un anno diventa pesante, poi alcuni adesso ventilano la parola lockdown, che non bisognerebbe neanche più nominare perché fa raccapricciare tutti e demotiva gli esseri umani, e quindi anche stare attenti a quando la si dice, però tirar fuori certe cose è un po' pesante, ma ha senso. Io le parlo proprio da ricercatore scienziato della prevenzione in questi ambiti particolari. Perché i comportamenti umani purtroppo sono diversificati, quindi di conseguenza se tutti adottassimo le misure in maniera corretta probabilmente non necessiteremo di lockdown, ma purtroppo siamo tutti un po' stanchi di queste misure, probabilmente il togliere la mascherina, il avere un po' di socializzazione probabilmente manca a tante persone, questo è difficile da mantenere costante nel tempo, quindi facendo anche l'esempio dell'influenza, noi se andiamo a vedere le curve delle altre patologie infettive, se andiamo a vedere i dati sono praticamente azzerate, quindi vuol dire che queste misure funzionano nei confronti di patologie che sono a trasmissione aerea, ecco, questo è importante dirlo.
Quindi dipende da noi, quindi se noi utilizziamo queste misure in maniera adeguata probabilmente non dovremmo più rivedere quello che è successo, però se noi guardiamo le foto che arrivano, guardiamo un attimo quello che sta succedendo, questa voglia anche di socializzazione, guardiamo quello che è successo anche domenica, diventa difficile capire e anche obbligare le persone a fare, perché immagino che siamo un po' tutti stanchi della provati, situazione. Assolutamente. Professore, l'ultimissima cosa, con questa ricerca, con l'attività che lei svolge nell'ambito universitario, che cosa si auspica, cosa vorrebbe arrivare, quale sarebbe un po' l'intento ultimo? Adesso, oltre questo, se quello che c'è stato in qualche modo commissionato all'interno dell'Università di Padova, perché collaboro anche con l'Istituto di Matematica, quindi dobbiamo un attimo capire sulla base dei dati raccolti, non facendo proiezioni, ma su base dei dati raccolti, andare a capire cosa è successo e cosa potrebbe essere fatto di più rispetto a quello che è stato fatto. Chiaro. Perché questo è quello che mi aspetto, capire un pochettino di più un qualcosa di nuovo che ci ha preso veramente alla sprovvista per 2 volte. Infatti, speriamo che non ci sia anche la terza. Allora, professor Baldo, la ringrazio. Non la vogliamo. No, infatti. Io la ringrazio tantissimo della sua disponibilità, le auguro naturalmente buon lavoro a lei e alla sua equipe, perché effettivamente è un momento anche delicato per voi, magari ci riaggiornerà se avrà modo sui dati che poi conseguirete con il tempo, con altri esami che state svolgendo, e grazie ancora naturalmente. Ringrazio anche voi telespettatori, restate con noi, vi lascio la pubblicità, poi ritorniamo ancora insieme. Grazie.